Allora, oggi ospite qui a Hotcorn con le nostre interviste Zoomcorn, Vincenzo Ferrer. Come stai, Vincenzo? Allora, Andrea, molto bene, molto bene, molto Allora, bene. Grazie io per ti ho, avermi. ti ho- ti ho video intervistato, Zoom chiamato solo per chiederti, no, in realtà no, non solo per questa, ma te lo aspettavi? Sinceramente, ti aspettavi che Mare Fuori diventasse questa roba che ormai non ha più... No, 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 come uno poteva aspettarsela una cosa del genere? Credo che non ricapiti più. No, 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 eravamo partiti 3 anni fa, appunto, è un prodotto Rai 2, Sì, e Rai 2 non, diciamo, non aveva fatto degli ascolti così alti, era nella norma di Rai 2, diciamo è che vero, all'inizio era un era buon nella norma. successo, Sì. era un buon successo di Rai 2, ma bastava che facevamo l'8%, il 7% di share, ma bastava che calasse di un mezzo punto e poi Mare Fuori non avrebbe continuato. Quindi no, non ce l'aspettavamo per niente. Poi quel passaparola dei ragazzini su Rai Play ha fatto tutto il resto. È veramente un miracolo, Ma grazie a tu, loro. Vincenzo, tu te lo sei spiegato perché sì, c'è il passaparola, c'è il fatto che poi è diventato no, un binge watching proprio che su replay si guarda tutto, Sì. però poi deve esserci la sostanza, no? Perché poi se una roba non è bella, alla fine sì, il passaparola finisce là. Sì, ci siamo accorti mentre lo facevamo che c'era della roba buona grazie agli autori. Ehm, diciamo, è una grande contaminazione di bellezza e bravura dei ragazzi. I ragazzi sono bravissimi. Quello che ha colpito probabilmente è la scoperta del disagio giovanile e quindi diciamo, i ragazzini si sono per la prima volta identificati con dei ragazzi, si sono resi conto per la prima volta che esistono queste realtà, quindi sono dei ragazzi che stanno veramente nell'IPM, stanno in galera e fanno una vita del genere. Questo disagio li ha messi a disagio. Eh, È vero. Paradossalmente poi che è anche abbastanza Poi è recitata ed garbante, è no? molto... Non è Come? rassicurante, non è una serie rassicurante, insomma. No, diciamo che rispetto ad altre serie rispettosissime, insomma, rispettabilissime, di grande successo che io ho seguito, erano molto più nere. Questa, diciamo, offre una piccola speranza, una piccola ancora di salvezza. Diciamo, non si riescono a salvare tutti come nella vita di questi ragazzi, ma basta uno perché, insomma, si possa dire che abbiamo vinto, basta Certo. salvarne uno. Esatto, esatto. Tra l'altro poi noi in questi anni, Vincenzo, abbiamo intervistato, conosciuto Massimiliano Cagliazzo, Artem, Valentina Romani, Certo. appunto Lotcorne. L'idea che io ho avuto è anche quella di un grande collettivo, però, che ognuno ha messo un pezzetto di qualcosa in cui credeva. Ci abbiamo creduto tutti, l'abbiamo fatta veramente con grande affetto e con grande amore. Si è creato un ecosistema fra di noi, un'empatia fra me e i ragazzi e fra i ragazzi insieme, irripetibile, una grande famiglia. Calcola che i ragazzi stessi fuori non sanno che mi chiamo Vincenzo, mi chiamano Beppe. Quindi non si è creata una frattura fra recitazione e realtà. Nella realtà mi chiamano Beppe, io ho la stessa funzione di fratello maggiore o di papà che ho con loro, quindi non recitiamo più, quindi diventa tutto molto più reale, tutto più vero. Tutto più vero, infatti, che è quello che poi si vede. Senti, Vincenzo, facciamo un passo indietro. Come sei entrato tu poi in Mare Fuori? No, i provini normali che si fanno normalmente. E, alla fine mi calzava questo personaggio, diciamo che nella prima serie era un ruolo abbastanza secondario, non È dico cresciuto marginale, poi, sì. è cresciuto proprio negli anni, ci hanno creduto, li devo ringraziare ovviamente. Avrò giocato anche bene le mie carte all'interno. È cresciuto a tal punto da diventare l'unico educatore dell'EPM, quindi una figura fondamentale, Esatto. ritenuta anche dai ragazzi stessi ignisi delle carceri una figura assolutamente fondamentale, l'educatore in questi ambienti. Eh, Ma qual è quindi stata perché poi in realtà il ruolo è complesso, è difficile, insomma, non è così banale. Qual è stata la cosa più difficile nell'entrare in quell'educatore che si trova in un contesto complesso, difficile, allora, anche... il ruolo è bellissimo perché mi ha dato la possibilità di spaziare dalla commedia al dramma, quindi è un ruolo assolutamente completo. È bello perché entra in tutte le dinamiche dell'EPM, quindi l'educazione, il problema con Cubra, il rapporto con la direttrice. Non c'è una difficoltà, ehm, bisogna affrontare un dolore di fondo perché è una serie molto amara,
quindi bisogna scavare inevitabilmente dentro se stessi e trovare i dolori della tua vita. E là praticamente non faccio altro che piangere. Insomma, quindi la difficoltà sta nel tornare a casa e uscire fuori da tutta questa amarezza, anche perché ritengo che ci sia tanta amarezza proprio nella realtà, pensare che ci stanno dei ragazzi che vivono questa esperienza, noi facciamo finta, quindi torni a casa un po' amareggiato dicendo noi giochiamo, però là ci stanno Certo. veramente quelli che Ci stanno in metti in queste scena qualcosa che poi in realtà di c'è. vero, vero. Assolutamente. Senti Vincenzo, facciamo invece un passo indietro nel tuo percorso. Quando hai sentito la chiamata della recitazione, tu poi sei palermitano, hai fatto un sacco di Sì, cose prima, hai fatto da Ficcare Picone a... sì, sì. interpretando Chimino Diciamo che la mia è una Pecorelli. formazione prettamente teatrale. Quindi io dopo la scuola, dopo il liceo, mi iscrivo a una scuola di teatro a Palermo e comincio a fare tanto teatro e da lì comincio a lavorare con delle compagnie nazionali, da lì non mi fermo più. E, quindi inevitabilmente Napoli diventa un po' la mia città adottiva perché comincio a lavorare per tanti anni con Servillo, con Martone, con Carlo Cecchi, quindi diciamo che io sono un attore prettamente nasce dal teatro. Poi sì, il cinema e la televisione arrivano comunque molto dopo, in mezzo a, comunque alla mia vita che è assolutamente da tournée. Ma che effetto ti fa proprio da attore di teatro essere poi riconosciuto e arrivare al successo comunque attraverso la TV? È una cosa che Meglio che sia arrivato a 50 anni, diciamo adesso ad aprile faccio 50 anni, ho fai un una po' di bella festa. invidia per chi... speriamo, sì, sì. Ho un po' di invidia per i ragazzi che hanno 25 anni, che si godono la loro prima esperienza, un successo così travolgente, poi lo guardo un po' con distacco e dico meglio adesso, perché sono più disincantato, ho più esperienza, sono più blindato, diciamo questo è il nostro lavoro che insomma tutto può finire anche presto, diciamo, il successo è talmente grande che un po' fa paura anche il dopo e quindi la prendo con grande gioco, grande contentezza, che quando mi fermano e fanno la foto è una cosa che io non avrei mai pensato nella mia vita, però poi sto lì attendendo, capisci, chissà, magari si ritorna a teatro, stiamo tranquilli, insomma, quindi meglio adesso, meglio adesso. Vabbè. Ma ti rivedi le puntate? Tu ti sei rivisto qualcosa o ti vedi Sì, rivedi tu? sì, E? sì, sì, rivedo le puntate perché il regista Ivan Silvestrini è assolutamente un grande amico, io amo vedere il suo lavoro, no? E quindi le rivedo tutte e poi me le rivedo anche perché magari gran parte delle scene io non le ho viste dei ragazzi, quindi mi incuriosisce vedere che lavoro hanno fatto, mi stupiscono e mi commuovono, quindi anche se sei là dentro, la magia di questa cosa è che riesce a commuovere anche chi lo fa. Anche chi lo fa, infatti, è pazzesco. Sì, questa è una cosa incredibile perché sai, con Pirucchio, la vicenda di Pirucchio, cioè ti commuovi ben sapendo che poi alla fine ci hai Sì, lavorato, lo vedi, però ti commuovi certo. lo stesso, dici mamma mia. Ma Quindi, senti, ma tra tutti invece i ragazzi, no, da appunto abbiamo citato Cagliazzo, Artema, ce ne sono tanti, c'è qualcuno senza fare favoritismi, ma che ti ha colpito particolarmente per la capacità anche attoriale? beh, subito Ciro, il ruolo di Ciro e Giacomo Giorgio. Grande Giacomo, Tantissimo. grande amante di Marlon Brando, Giacomo. Esattamente, perché adesso siamo grandi amici, ma ritengo tutti dei fenomeni, assolutamente tutti dei fenomeni, da Artem a Chiattillo, a Cagliazzo, dei fenomeni. Però l'unico, da spettatore mi ha preso inevitabilmente Ciro, perché conosco bene Giacomo ed è tale la differenza col personaggio quando lo vedi nella vita reale, che è un ragazzino Vero, un Giacomo ragazzo tutto posato a assolutamente modo, molto pulito, a pulito, modo, quando vedi questo cambio in Ciro è una cosa che lascia, dice mamma mia, guarda un po', è è vero. molto affascinante, molto, molto affascinante. È verissimo. Senti Vincenzo, chi sono i tuoi miti invece? Chi sono i tuoi grandi attori di riferimento? Prima ho parlato, no, perché Giacomo è venuto una volta all'Hot Corner, abbiamo passato 10 minuti a parlare di Brando, di come aveva studiato Sì, Brando. sì, io ho regalato anche libri su Brando a Già. E di riferimento c'ho Gasman della commedia, assolutamente il Gasman della commedia degli anni 60, Volonté, lo stesso Alberto Sordi e Servillo è anche un mito per me, avendo lavorato con lui, un mito contemporaneo. Quindi questi, Certo. da cui non è che traggo ispirazione. No, però, vabbè, insomma, Dico, magari Dio avessi un po' di, no, di wisdom, qualcosa. quello, esatto. Quindi sì, Senti, quando recito mi fa... ma tu Vincenzo che spettatore sei invece, oltre? Quando esci dal ruolo, dalla parte di attore, stai a casa oppure vai al cinema, quali sono i tuoi cult? Sì,
diciamo, vado poco a teatro perché mi piace farlo. Sono di quelli strani, non so se capita, che va poco spettatore a teatro perché gli piace stare sulle tavole e palcosceniche e non davanti. Vado al cinema. Sì, sì, vedo molte serie TV. Questa è una cosa Ah, sì. probabilmente che condiziona Quali sono tutta i la tuoi nostra preferiti? vita. No, vabbè, ma Breaking Bad è insuperabile. E Bryan Cranston, quel ruolo lì è un ruolo che... È insuperabile. Insomma, adesso sto avendo lo spin-off sull'avvocato. Ah, Better Call Saul con Bob Odenkirk, che è anche un altro grandissimo attore. Non mi aspettavo fosse anche meglio di Breaking Bad. Quindi è cambiato proprio il modo di vedere anche da spettatore i prodotti. Quindi diciamo, vado poco al cinema, ma vedo tante serie TV. Senti, per chiudere, ma poi si sa qualcosa, Mare Fuori 4, visto che adesso ormai il tormentone è Credo questo. che cioè, non è ufficiale, ma credo che inizieremo a girare Mare Fuori 4 in estate. E È un Beppe? successo talmente grande che è difficile che lo stoppino. E Beppe che ti dice ogni tanto? Ti sdoppi Ma io ho qualcosa di Beppe, di ma sono Beppe? talmente difettato rispetto a Beppe che veramente posso dire di aver fatto un grande lavoro, perché io non sono come Beppe, purtroppo. Ho una bontà d'animo che comunque si avvicina, ma non sono come Beppe. Non lo so se mi piacerebbe essere come Beppe. Beh, è un impegno che essere come Beppe, è È un verissimo. impegno. Verissimo. Allora, grazie Vincenzo, ti aspettiamo poi al Grazie. prossimo Hot Corner quando siamo in giro per l'Italia e viva Grazie Andrea. Grazie mille, Grazie grazie. mille. Ciao Grazie. Vincenzo. Ciao. Arrivederci.